Buongiorno a tutti e benvenuti all'Angolo del Gusto. Oggi presentiamo il Pinot Grigio Collio DOC Bottega. La zona DOC Collio si trova all'estremo nord-est dell'Italia, tra la Slovenia, l'Austria e le Alpi Giulie. Terra di confine di grande fascino, presenta ampie superfici esposte a mezzogiorno, adatte alla viticoltura altamente qualificata. Dedita alla coltivazione della vite già in epoca pre-romana, ha ottenuto il riconoscimento della DOC nel 1968. Estrema appendice nord-orientale italiana, il Collio si estende in particolare attraverso la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia, a ridosso del confine di Stato con la Slovenia, ed è incorniciato a est dal fiume Iudrio e a sud dal fiume Isonzo. La vicinanza della costa adriatica favorisce un clima mite e temperato e determina un positivo fenomeno di riflessione dei raggi solari, mentre la prossimità delle Alpi Giulie garantisce un efficace effetto barriera contro i freddi venti settentrionali. Le piogge sono generalmente abbondanti ma ben distribuite nel corso dell'anno, la ventilazione è costante e le escursioni termiche, fondamentali per lo sviluppo degli aromi, sono presenti e adeguate grazie alla conformazione collinare. Per quanto riguarda i terreni, le rocce sono di origine eocenica e paleocenica, portate in superficie dal sollevamento dei fondali marini. Ne è testimonianza il frequente ritrovamento di fossili marini nei vigneti. Il suolo è costituito da marne ed arenarie stratificate ed è detto ponca. Si tratta di formazioni rocciose che si disgregano facilmente sotto l'azione degli agenti atmosferici, originando un terriccio grossolano che nel corso degli anni si trasforma in un terreno minuto che è un substrato ideale per la coltivazione della vite. È da questa area che viene il Pinot Grigio Collio DOC Bottega, un vino in grado di esprimere la vocazione e le potenzialità di questa terra intrisa di storia, tradizione ed energia. La vendemmia, rigorosamente manuale, inizia generalmente intorno all'ultima decade di agosto. Dopo la diraspatura e una soffice pigiatura segue la macerazione, che si attua lasciando le uve all'interno della pressa per qualche ora in assenza di ossigeno. Terminata la macerazione, si esegue una pressatura soffice che permette di separare le parti solide dal liquido. Il mosto così ottenuto viene pulito per mezzo di una decantazione statica a freddo che permette di eliminare le particelle grossolane che potrebbero evolvere in sentori sgradevoli, pesanti e poco eleganti. Si procede poi alla fermentazione a temperatura controllata, al termine della quale il vino viene travasato e viene lasciato maturare sulle fecce fini per circa 5-6 mesi. Le fecce fini sono costituite principalmente da lieviti che, esaurito il loro ciclo vitale, rilasciano tutta una serie di sostanze molto importanti per il corpo, la struttura, la stabilità e la complessità aromatica del vino. Si procede infine alla stabilizzazione, alla filtrazione e all'imbottigliamento. Procediamo con la degustazione del vino. Si presenta brillante, giallo dorato con riflessi ramati. Al naso è intenso, ampio, raffinato. Si apre con sentori floreali, tra i quali spiccano l'acacia e il biancospino. Evolve verso aromi fruttati, tra i quali si riconoscono la pesca nettarina, l'ananas in polpelmo rosa, e chiude con una delicata nota minerale. Al palato è generoso, morbido, armonico e presenta le caratteristiche tipiche dell'uva da cui origina, una buona acidità in perfetto equilibrio con una piacevole morbidezza e con una buona struttura. Vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo all'Angolo del Gusto. Cin cin!